Annunciare la zona rossa, perché si è dato questo nome ad un'attività che intensifica l'attività di polizia sul territorio e intensifica anche le modalità con cui poi determinati soggetti possono essere allontanati dal territorio, ovviamente diventa un titolo eclatante o comunque una notizia che sembra che vada a modificare il normale svolgersi della vita quotidiana nella nostra città. Ecco, io questo credo che non sia questo, no? La conseguenza diretta della reintroduzione nuovamente delle zone rosse come era stato fatto in passato, ma è una risposta necessaria che il Comitato di Pubblica Sicurezza, quindi prefetto, questura e Comune di Udine, hanno voluto dare alla cittadinanza. Quindi io condivido il pensiero che sta dietro questa scelta, ovvero quello di dover dare una risposta a quella percezione di insicurezza che è andata crescendo dal mese di agosto fino a pochi giorni fa. Reintroduzione delle zone rosse sostanzialmente e anche un po' l'ampliamento, no? A questo punto. E quindi secondo me invece il termine zona rossa è un termine ben appropriato, in quanto dobbiamo renderci conto che comunque negli ultimi periodi Udine non è più tranquilla come un tempo, come ai miei tempi, come 10 anni, 15 anni fa. Parlo diverse volte con i giovani che la sera escono a Udine e sono preoccupati. Anche i genitori dicono dobbiamo accompagnare le figlie per andare a riprenderle perché cioè succede, non dico giornalmente, ma quasi, degli avvicinamenti, delle aggressioni che non c'erano un tempo. Quindi secondo me chiamare la zona rossa vuol dire avvertire anche la gente che lo Stato c'è, che il Comune c'è e in questo caso controlla, è un periodo breve, fino a gennaio, ok? Probabilmente verranno. Ma ricordiamoci un'altra cosa invece, la zona rossa è ben controllata, ma ricordatevi che queste persone, questi delinquenti si spostano, per cui non dobbiamo dimenticare anche le periferie.